La soddisfazione è unanime e i sentimenti di gioia alle stelle perché le decisioni del Consiglio nazionale dell'ANA non erano scontate. La Dunata delle Penne Nere nel 2017 sarà a Treviso e il successo è una vittoria di squadra. Il risultato questo è di un ottimo lavoro di squadra che ha visto impegnato le 4 amministrazioni comunali di Treviso, Valdobbiadene, Conegliano e Vittorio Veneto, ma soprattutto le rispettive sezioni degli alpini, che per lunghi mesi si sono impegnate per promuovere e sostenere questa candidatura. Così il primo cittadino di Valdobbiadene, che condivide insieme ai colleghi di Vittorio Veneto, Conegliano e naturalmente Treviso il compiacimento per il risultato ottenuto. Sono convinto che sia il governo nazionale che il governo regionale saranno dalla nostra parte per organizzare questo straordinario evento. Questo è sicuramente l'esito di un percorso fatto dalle 4 sezioni ANA, dice il sindaco di Conegliano Zambon. È un segno di sensibilità da parte della sede nazionale che ha riconosciuto quindi non soltanto l'importanza della rete, ma sicuramente ha voluto dare anche un segnale di ricordo rispetto a un periodo storico che ha segnato anche il nostro presente. Esulta anche il governatore Luca Zaia. Ho sempre detto che se gli alpini non ci fossero bisognerebbe inventarli. Ora il Veneto, che li ha nel cuore e nella sua storia, è felice di accoglierli a Treviso per festeggiarli come si deve in una dunata che vogliamo sia memorabile, che ci onora e per la quale faremo fino in fondo la nostra parte. Incontenibile la gioia di Giancarlo Gentilini, che a Treviso portò la Dunata delle Penne Nere da sindaco nel 1994. È una vittoria del sacro amore verso la patria, ma è anche una vittoria di Treviso e di tutto il territorio trevigiano. Io ero assieme al vice sindaco Grigoletto e ho detto: Grigoletto, ricordati di far musigna fino adesso, perché un'occasione simile porta Treviso all'atmosfera mondiale.